Luca Trivellato, presidente della CIA di Padova, ci sono però delle produzioni particolari proprio del territorio provinciale padovano, alcune delle quali hanno risentito, stanno risentendo anche della siccità, insomma di questa crisi in generale, altre forse vanno un po' meglio, vediamo un po' di ricordarle perché giustamente poi c'è anche il periodo adesso, la patata di Anguillara, la famosa patata dolce per esempio. Sì, è la bellezza del nostro territorio, dell'agricoltura di tutta Italia e l'agricoltura della nostra provincia. Noi abbiamo diverse produzioni locali di cui andiamo molto fieri, che dovrebbero essere conosciute ancora meglio al grande pubblico, come la patata dolce americana di Anguillara, come l'asparago di Pernumia, ma anche come aziende agricole che hanno sperimentato lo zafferano in collina dei Colli Ugani. Che non è della nostra zona però, o sì? No, lo zafferano è una pianta che arriva dall'Iran, per cui è una pianta sicuramente straniera, con i cambiamenti climatici e comunque con un terreno atto anche a questa coltivazione, anche questo tipo di attività agricole può essere praticata e anche con soddisfazioni. Quest'anno per esempio lo zafferano, da quello che ci viene detto dai nostri soci, sta avendo degli ottimi risultati, insomma, sebbene i bulbi siano un po' più piccoli, però la parte floreale, che è il pistillo che dopo viene raccolto e viene appunto essiccato e dopo si tramuta nella polverina gialla che tutti usiamo in cucina, insomma, dovrebbe avere dei buoni risultati, differente invece rispetto alla patata americana, che invece ha avuto estreme difficoltà in quest'anno di siccità. Come mai? Per la questione della siccità, perché aveva proprio bisogno di maggiore acqua. Non è sufficiente l'irrigazione artificiale? È sufficiente, ma non è lo stesso, noi dobbiamo partire sempre da questo principio, cioè quello che fa la pioggia non lo fa la stessa quantità di acqua irrigata, è necessaria perché sennò rischi di perdere la produzione, ma non è la stessa cosa sotto il profilo agronomico. E quindi quali sono le conseguenze? Non avremo quest'anno le patate del territorio dolci? No, tranquillizziamo tutti, le patate America ci saranno, ci sarà una produzione inferiore purtroppo come in altre colture, si parla del 20-30% in meno. Sono produzioni di nicchia, è vero, ma che testimoniano comunque anche la capacità di sperimentare, nel caso della patata America anche di continuare tradizioni, nel caso dello zafferano invece di sperimentare nuove colture, che indicano comunque una vivacità delle nostre aziende agricole e dei nostri imprenditori anche a verificare produzioni diverse da poter fare nei nostri territori. Io credo che sia anche questa una bellezza della dinamicità anche del mondo agricolo, no? Che normalmente e la versatilità anche. E anche la versatilità che viene sempre considerato il mondo agricolo come un mondo statico che si riproduce continuamente, invece ci sono aziende che provano innovazione, che provano anche a sperimentare nuove produzioni, alcune con risultati, altri con meno, però diciamo che c'è sempre la volontà comunque di andare a cercare di trovare delle soluzioni ai problemi che noi siamo maestri in questo, insomma. Assolutamente, ma bisogna anche incentivare in qualche modo, e qui mi rifaccio anche appunto al progetto regionale che è un po' di tutte le regioni, incentivare il consumo, quindi la cultura dell'utilizzare questi prodotti. Faccio l'esempio della patata dolce, no? C'è tutta una generazione che l'ha utilizzata, la conosce benissimo, invece molti giovani non sanno neanche cosa farsene praticamente, e quindi aiutare le persone con delle ricette semplici a capire l'importanza, a parte che ha dei principi nutritivi straordinari veramente, è un alimento molto completo e utile proprio per la stagione autunnale, anche per alzare le difese immunitarie, chi più ne ha più ne metta, però bisogna capire come utilizzarla, quindi avviare una cultura di conoscenza di questi prodotti, no? Ma guarda, assolutamente, io credo che la parte del cibo sia una parte diciamo essenziale per ogni popolo. L'Italia poi in particolare ha una vastità di ricette, di ingredienti che testimoniano anche, come dire, un elemento storico-culturale dei propri territori. Andare verso l'omologazione del cibo è la cosa che fa perdere di più nell'essenza stessa del nostro passato, delle nostre tradizioni e in sostanza anche della nostra cultura.
Infatti, quello assolutamente. E un'altra cosa che mi è venuta in mente, che era legato a questo, la versatilità, il saper cambiare, però purtroppo l'agricoltura non si è rivelata un settore interessante, con risultati per i più giovani, per coloro che hanno voluto, ancora tempo fa se ne parlava, lasciare il proprio ambito e buttarsi in agricoltura comprando un terreno e diventare agricoltori. Non è stato così per tanti, purtroppo, no? Leggo prima anche una domanda che è arrivata, un messaggio che è arrivato. Una domanda: mi piacerebbe intraprendere in agricoltura, un settore che mi è sempre, eccolo qua, il messaggio cade a fagiolo. È un settore che mi ha sempre affascinato, secondo lei è ancora possibile e a quanto bisognerebbe investire? Come CIA fate un servizio di affiancamento? Grazie per la trasmissione. Grazie al telespettatore e rispondiamo, ne commentavamo prima fuori onda proprio questo. Esatto, allora comincio dalla fine. Sì, come CIA abbiamo diversi uffici disseminati nel territorio di Padova che come funzionano anche quella di affiancare e di cercare di analizzare l'idea imprenditoriale e quindi poi la possibilità di avere un'azienda che sia sana e che riesca a stare in piedi. Esistono diverse forme di finanziamento, adesso siamo in attesa del nuovo PSR, però il ricambio generazionale o il subentro aziendale è uno dei pilastri dei finanziamenti a livello europeo rispetto all'agricoltura, dal quale si possono prendere dei fondi. Ora, che questi siano sufficienti per iniziare un'azienda agricola che permetta di mantenere e di mantenersi una famiglia, questo io faccio difficoltà a dirlo. Sicuramente sono un aiuto. È chiaro che la necessità che noi ci troviamo di fronte e sulla quale continuiamo ad indicare, voglio dire, proposte al mondo politico, in questo caso regionale ma anche nazionale, è quello che bisogna fare una profonda riforma di quello che è il settore agricolo in termini di fornire opportunità per chi inizia una propria impresa agricola. Che cosa voglio dire? Per chi ha la possibilità di avere terreno in abbondanza, e sono pochi e derivano da fortune di famiglia, generazioni insomma che non hanno parcellizzato i terreni a disposizione. Tutti noi abbiamo parenti che hanno fatto in qualche modo agricoltura e che erano contadini. Questi terreni sono stati piano piano, diciamo, parcellizzati tra le varie di generazione in generazione. Adesso nella regione del Veneto noi abbiamo tra il 75 e l'80% di appezzamenti di terreni che sono di piccole dimensioni. Allora, quello che bisogna porsi come sistema è quello di riuscire a trovare soluzioni per permettere una vita dignitosa, un giusto reddito a chi vuole intraprendere una iniziativa imprenditoriale in agricoltura con queste dimensioni di terreno. Non possiamo immaginare... Avendolo però già acquisito in famiglia, perché l'acquisire ex novo, quel telespettatore chiedeva che tipo di investimento richiede, è un investimento alto, estremamente alto. Il terreno nella provincia di Padova, ma in tutta la regione del Veneto, salvo terreni estremamente marginali, è comunque estremamente elevato rispetto al resto d'Italia. E questo è dovuto a diversi fattori che adesso magari una volta in una trasmissione potremo anche analizzare. Ma diciamo che l'investimento rispetto a quanto si riesce dopo a produrre ed avere come valore aggiunto in questo momento non avrebbe molto senso. Altra cosa invece è la questione degli affitti e la possibilità insomma di lavorare il terreno senza averne la proprietà. C'è stata una mortalità tra virgolette importante di nuove imprese agricole, vero? Assolutamente, è un problema che secondo me deve essere posto e su quale dobbiamo avere la capacità di ragionare e capire il perché abbiamo mortalità importanti nei primi 5 anni di iniziativa imprenditoriale. Gli investimenti per aprire un'azienda agricola sono estremamente elevati. E non si ammortizzano nel breve periodo. E ovviamente se non hai possibilità di entrate sufficienti poi per coprire o l'esposto bancario, piuttosto che ti rendi conto che non funziona quello che stai facendo, non ti rimane altro che chiudere. Ecco, io credo che questo sia una perdita per tutti quanti. Sempre sul ragionamento che facevo all'inizio e che continuo a ripetere alle trasmissioni in maniera che insomma ci sia anche una coscienza sociale di questo, che il ruolo dell'agricoltura è di tutela del territorio, cioè l'elemento che noi diamo oltre alla produzione di cibo è la tutela del territorio.
il politico dovrebbe tutelare noi, nel senso che noi siamo quelli che plasmano, che rendono bello, che permettono di vivere il territorio. In questo momento la visione romantica del territorio lasciato senza custode, senza manutenzione, come il territorio bello, è la falsità più grande che ci possiamo raccontare. Il terreno e il territorio deve essere lavorato, deve essere manutentato. Questo perché ormai abbiamo anche delle specie invasive che sono estremamente prolifiche e che non sono neanche dei nostri territori. Io penso alla bellezza dei Colli Euganei, l'ailanto, che è una pianta che arriva dalla Cina, dalla parte orientale, insomma, è una pianta che ha una capacità di proliferazione immensa e che distrugge tutta la biodiversità se non viene gestita. Ma com'è arrivata? Ah no, questo io non glielo so dire. Perché non è autoctona? No, non è autoctona, probabilmente con piantumazioni, con importazioni, perché è una pianta che ha alcuni elementi, cioè cresce molto, per cui si riescono a fare le barriere. L'ailanto, però è una pianta che non si uccide. Cioè si riproduce per via radicale, spunta continuamente e o c'è qualcuno che la va a tagliare continuamente oppure non. Solo una cosa, siamo in chiusura. Produzione vitivinicola come si preannuncia? Dovrebbe essere buona, minore come quantità, però di buona qualità? La produzione si preannuncia di buona qualità in generale. Per la prima volta, credo a memoria Duomo, la cantina di conserve ha aperto al 16 agosto la possibilità di ricevere uva, per cui un elemento anche estremamente particolare, sempre per quei cambiamenti climatici di cui parlavamo prima. La produzione è buona, i trattamenti sono stati limitati perché appunto il secco comunque rispetto alla vite permette anche minori trattamenti nell'ambito fogliare, mentre ovviamente la siccità nella parte radicale, per cui nel terreno, ha provocato ovviamente un peso specifico dell'uva inferiore rispetto alle altre annate, però tutto sommato dagli elementi che noi abbiamo crediamo che ci sia un'annata più che buona, insomma non ottima ma più che buona rispetto anche alla situazione che c'è. La difficoltà invece rispetto a questo punto qua, mi permetta di dire, riguarda invece la possibilità dell'assunzione di manodopera, che è un altro punto dolente per le nostre aziende agricole, perché appunto quando parlo di aziende di piccole dimensioni parlo proprio di questo, parlo di aziende che sono modellate su una gestione tra virgolette familiare, però di grandi dimensioni, con diversi fratelli e quant'altro. Adesso le famiglie sono molto più piccole, si dovrebbe utilizzare manodopera. Gli strumenti che abbiamo nell'ambito agricolo di assunzione di manodopera, che dopo diventano collaboratori, diventano gente veramente anche quasi di famiglie di fatto, passatemi il termine, sono comunque quelli che utilizzano l'industria o l'artigianato, che hanno un valore aggiunto molto più elevato rispetto al valore aggiunto che si produce in agricoltura. Allora, pensare a strumenti specifici per la regolarizzazione del lavoro e per permettere anche, come dire, una continuità lavorativa in agricoltura è una cosa. Dall'altro lato c'è la necessità di avere strumenti specifici per quanto riguarda i momenti di maggior necessità di manodopera, come appunto la raccolta dell'uva e quant'altro. I famosi voucher dell'agricoltura. I famosi voucher, chiamiamoli come vogliamo, però degli strumenti agili che permettano da un lato a chi di arrotondare e dall'altro lato la garanzia, voglio dire, di essere tutelati anche sotto il profilo degli infortuni e quant'altro. Io credo che sia una cosa che deve essere studiata specificatamente per l'agricoltura. Ne parleremo ancora, perché è un aspetto molto importante. Il tempo è volato. Grazie Luca Trivelata, Presidente della CIA di Padova, di essere stato qui con noi. Grazie naturalmente a voi di averci seguito, di aver partecipato con i vostri messaggi. Continuate a scriverci, noi cercheremo di dare le risposte con i nostri esperti, oppure rivolgetevi direttamente alla CIA di Padova nella fattispecie per il territorio padovano, poi naturalmente con le varie coniugazioni territoriali. Grazie e buon proseguimento.